100 migranti arrivano perché comunque per 6 anni si è dato ospitalità a tutti senza se e senza ma. Nessuna giustificazione, bensì il mero commento del presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al centinaio di profughi che da Catania sono stati destinati nelle scorse ore nella nostra regione, dei quali 50 distribuiti a Conetta, nonostante le ire del primo cittadino Alberto Panfilio. Sono andati al governo, aspettiamo le loro azioni. Io sono assolutamente tranquillo da questo punto di vista che Cona verrà eliminata. Sfogo più che lecito, si affretta a precisare il governatore. E comunque ha ragione il sindaco a esternare la sua preoccupazione, perché la direzione è quella di svuotarle le basi e non riempirle. Del resto, dopo la decisione del ministro degli interni Matteo Salvini di chiudere i porti, oggi il presidente francese Macron, incontrando il premier italiano Giuseppe Conte a Parigi, ha detto che sul fronte dei migranti l'Unione Europea è mancata in efficacia e solidarietà, non facendo insomma la sua parte al pari dell'Italia. Mi sembra che già il primo segnale della nave Aquarius, di un dibattito che è partito a livello europeo su questo tema, penso al ministro degli interni tedesco che dà ragione al governo italiano, parlo del ministro Seehofer, parlo di Juncker che questa mattina ha dichiarato che l'Europa deve occuparsi di questa partita, molto altro ancora, vada in questa direzione. Questo governo si è appena insediato, lasciamolo lavorare, conclude Zaia. E guardi, siamo davanti a un governo che è in carica da 10 giorni, una decina di giorni, e manterrà, io spero, fino in fondo tutte le promesse.